Guido Secchieri, grande protagonista anche questa sera, si perde 3-2, ma rimane tanto rammarico, soprattutto per il primo tempo negativo e per le grandi occasioni sprecate nel secondo tempo. Sì, purtroppo oggi, come già successo in altre partite, abbiamo sbagliato l'approccio, dove siamo andati subito in svantaggio e nonostante stessimo facendo comunque noi la partita, e è come quando si va in svantaggio poi diventa tutto più difficile perché la squadra avversaria si carica, prende coraggio e noi ovviamente mentalmente lo sentiamo. Però c'è stata la grande reazione del secondo tempo. Sì, noi ovviamente nel secondo tempo siamo entrati in campo senza avere niente da perdere perché giocare contro la prima classifica ovviamente si sa che bisogna dare di più di quello che del solito e c'è stata una grande reazione, quindi comunque aspetto positivo della squadra e purtroppo non siamo riusciti a capovolgere il risultato. Senti, grande occasione proprio nel finire, prima di iniziare l'intervista mi dicevi ho tanto rammarico per quell'occasione. Tanto rammarico perché sì, proprio allo scadere ho avuto 1 contro 1 col portiere, purtroppo è stato più bravo di me la parata. Però rimane il grande cannoniere del Padova di quest'anno, quindi 13 gol realizzati, uno anche questa sera, poteva essere il gol che riapriva la partita. Comunque la promessa di Natale vogliamo da voi, perché dopo una grande partenza in campionato, un po' di delusione a metà girone, adesso sembravate aver ripreso la retta via. Per Natale che promessa ci fate? Speriamo di regalare un ritorno in campionato migliore dell'andata che purtroppo è stata sotto le aspettative e noi non siamo contenti. Ma...